Buonasera. Le bugie davanti alla realtà nuda e cruda vengono inevitabilmente a galla. Ad esempio il ministro Gelmini, dopo i pesanti tagli sulla finanziaria, aveva comunque garantito alle famiglie che il tempo a lungo o prolungato per i bambini che lo avessero scelto sarebbe stato accolto. Secondo il mensile Tutto Scuola, sono circa 500.000 le preiscrizioni per il 2009 di bambini che inizieranno il primo ciclo scolastico e secondo un sondaggio ministeriale il 90% ha scelto il tempo lungo o prolungato. Sempre Tutto Scuola scrive che in base agli organici previsti dal Ministero saranno 300.000 bambini le cui domande non potranno essere soddisfatte e frequentare così la prima elementare a tempo pieno. Per molte famiglie si aprirà la scelta drammatica di dover lasciare i bambini soli o per la strada se non possono permettersi una babysitter. Tutto ciò avviene perché circa 30.000 insegnanti precari saranno lasciati a casa. Quando l'opposizione aveva osservato che la riforma e i tagli alla scuola servivano solo a far cassa e che avrebbe impoverito la scuola elementare, riconosciuta come tra le migliori al mondo, avevano dunque visto giusto, non era un'opposizione di maniera. Altro imbroglio. Gli strombazzati 17,8 miliardi di euro stanziati la scorsa settimana dal governo per le infrastrutture e le grandi opere in realtà è una pura illusione, è un gioco di prestigio. Quei 17,8 miliardi non sono nuovi stanziamenti, ma si tratta di una rimodulazione dei finanziamenti già previsti dal 2007 dal governo Prodi e dal ministro Antonio Di Pietro, con la sola differenza che parte dei fondi dell'alta velocità della Milano-Venezia saranno dirottati sul ponte dello Stretto. Questi 17,8 miliardi sono parte di uno stanziamento triennale di 65 miliardi che sono diventati 45 perché 20 sono stati impiegati per fare altro dal governo Berlusconi. E così per il 2009 sono rimasti pochi spiccioli perché la maggior parte di questi fondi sono destinati alle ferrovie dello Stato. Per cui è impossibile che le opere previste possano essere avviate entro 6 mesi, come invece viene venduto all'opinione pubblica. Invece per la crisi che attanaglia il nostro Paese servono opere cantierabili subito. Anche questo caso si può collocare nel classico filone degli annunci che caratterizza questo governo. Poi la verità emergerà, ma il cittadino nel frattempo si sarà già dimenticato della promessa. Purtroppo, dico io. Altro argomento di attualità. È arrivata in Senato una proposta del Partito delle Libertà che è incredibile. Il centrodestra vuole cambiare la legge del 1992 sulla caccia. E la proposta contiene delle novità, direi, inaudite. Ad esempio si vorrebbe riaprire la caccia alla fauna oggi protetta, liberalizzare l'imbalsamazione delle prede cacciate, usare esche vive, cacciare nei parchi, insomma vogliono una caccia libera dai vincoli. Ma ciò che ritengo davvero folle è che potranno usare la doppietta per andare a caccia anche i sedicenni e così a 16 anni non si può prendere una patente, non si può andare a votare, ma si può usare un'arma da fuoco. Tenendo presente che nell'ultima stagione venatoria in incidenti di caccia sono morte 42 persone e 85 feriti, più o meno gravi. È evidente che ci troviamo davanti a un disegno di legge demenziale. E ora una notizia più vicina a noi. Su un quotidiano locale leggo delle notizie riguardanti l'ospedale di San Vito Tagliamento. A novembre dell'anno scorso è stata inaugurata dall'assessore alla sanità Cosic una quinta sala operatoria specializzata per interventi oculistici. Tutto bene, anzi ottimo. Ma c'è un piccolo neo. Questa sala dall'inaugurazione non è mai stata usata, è rimasta inutilizzata perché mancano delle autorizzazioni regionali e ci sono dei piccoli problemi di natura tecnica da risolvere. Inoltre, sempre la Regione non dà il via libera all'ospedale Sanvitese all'acquisto di una nuova risonanza magnetica, visto che i fondi per l'acquisto l'azienda ospedaliera li ha già belle pronti. E allora mi chiedo, se le cose stanno realmente così, com'è possibile che dopo aver inaugurato una struttura, immagino costosa, da 5 mesi non viene utilizzata a causa di problemi burocratici o poco più? Come mai, per cause difficili da comprendere, visto che il finanziamento c'è, l'ospedale di San Vito non può dotarsi di uno strumento diagnostico così importante come la risonanza magnetica, visto che attualmente è disponibile un giorno alla settimana, cioè quella mobile? Perché i politici locali, eletti dai cittadini per risolvere i loro problemi, non si muovono? Forse pensano che la politica è solo una guerra tra bande e gli interessi dei cittadini sono solo una rottura di scatole. E infine, perché i cittadini del mandamento sanvitese più interessati della questione, invece di dividersi tra destra e sinistra, non protestano per questo scandalo giocato sulla loro pelle? Svegliamoci gente, svegliamoci. Arrivederci a mercoledì prossimo.